Ringrazio da parte mia e di Riccardo il professor Munarin per averci invitati, e ci ha invitati per colpa sua, quindi lo dico, nel senso che gli è piaciuta una delle scelte che abbiamo fatto in termini di ciclabilità nel nostro territorio, che riguarda proprio la rivisitazione, in questo caso, ed è l'esempio che vi portiamo di un percorso che era una vecchia carrereccia, che corre parallela sostanzialmente alla strada statale 13, il Terraglio, quella che collega Treviso e Mestre. Nel 2014 riusciamo, dopo anni, Riccardo ha spento tutto, grazie, dopo molti anni di attesa a programmare l'investimento su quel tratto di ciclabile. Quello che vedete qui in questa slide è un inquadramento più generale, perché anche qui un rischio che facciamo a volte come amministratori locali è di pensare ai collegamenti all'interno dei nostri confini comunali. Il collegamento di cui vi parliamo collega sì una frazione con il capoluogo del comune, ma si inserisce in un ragionamento più ampio che va poi a dialogare anche con quello che ci diceva prima il dottor Lorezzan, quindi della ciclabilità dal punto di vista turistico. Questo è sono gli interventi progettuali inseriti nel master plan della ciclabilità approvato dall'IPA, dell'intesa programmatica d'area Marca Trevigiana. Comune di Treviso Capofila, 20 comuni della prima e seconda cintura, che hanno voluto fare un lavoro coordinato dall'architetto Pescarollo proprio per andare a realizzare un master plan che parlasse di itinerari ciclabili e di direttrici e di itinerari ad anello. Quell'esempio che vi portiamo noi realizzato a Preganziol si inserisce anche in questo master plan. Questo tra l'altro consente anche, quando abbiamo una programmazione di livello superiore in cui andiamo a inserire i nostri piccoli tratti, le ricuciture di tratti di ciclabile tra territori diversi, ci consente anche, e lo vedremo poi, di accedere a finanziamenti a cui altrimenti non potremmo accedere. E in questa fase in cui le amministrazioni locali, specie quelle non grandissime come la nostra, hanno molta difficoltà a reperire risorse, poter accedere a fonti di finanziamento europee, regionali, eccetera, è fondamentale per poter sviluppare poi tutta quella rete di cui abbiamo parlato oggi, di cui stiamo parlando. Appunto si inserisce sì nel master plan approvato nel 2021, l'esempio di cui vi parliamo oggi. Vai Rick, grazie. Questa è un'altra immagine del master plan con le direttrici e gli anelli. Vi invito ad andarvelo a vedere per chi non lo conosce, perché è un lavoro veramente interessante, che poi va a intersecare ad esempio la Treviso Stiglia, la Greenway del Sile, la Venezia Monaco, che passano per i nostri territori. Il progetto di cui parliamo si inserisce nella direttrice 1, che è quella denominata Ovest Terraglio. La scelta appunto è stata quella di utilizzare, di recuperare vecchie carrerecce, di realizzarne di nuove in alcuni tratti, ma la scelta è legata all'opportunità che abbiamo individuato e voluto percorrere di spostare, allontanare la mobilità pedonale e ciclabile dalle grandi direttrici di traffico. Come vi dicevo, ci spostiamo ad ovest, all'interno, rispetto a un collegamento a una strada statale. Questa è la carrereccia oggetto di recupero per la ciclabile San Trovaso Preganziol, quindi situata a ovest Terraglio appunto. Questa è l'immagine di partenza e abbiamo deciso di utilizzare e recuperare quella carrereccia, a differenza di quanto si era fatto invece nella continuazione del collegamento verso nord, verso Treviso, in quanto l'area completamente antropizzata ai lati della statale non ci ha consentito di fare diversamente se non di realizzare la pista ciclabile, il percorso ciclopedonale a lato strada, come nelle situazioni urbane più classiche. Questo è il sito di intervento, quindi abbiamo il Terraglio alla vostra destra, la ferrovia alla sinistra dell'area di intervento e quella indicata in rosso l'area di
di intervento. Abbiamo inserito questa scelta nella pianificazione urbanistica e quindi siamo andati a fare una variante specifica al piano degli interventi in cui abbiamo spostato il tracciato che era previsto lungo la statale all'interno. Nell'occasione siamo andati anche a fare una definizione più di dettaglio del secondo stralcio, quello più verso sud della pista, con la quale siamo andati a fare una cosa che al professor Munarino è piaciuta moltissimo, cioè a seguire una siepe campestre esistente storica, allungando leggermente il percorso, ma sicuramente offrendo un percorso molto più piacevole, non tanto a chi lo utilizza per gli spostamenti quotidiani, quindi i residenti che da una frazione si spostano verso i servizi del capoluogo, ma a chi può utilizzarlo e lo utilizza, perché questo lo vediamo, nonostante non siamo in grado ancora di misurarlo, lo vediamo appunto da parte di chi lo utilizza per svago o per turismo. Nel 2017 approviamo il progetto suddiviso in 3 stralci e lascerei la parola a Riccardo per la parte più tecnica, perché l'ha seguito poi lui come assessore ai lavori pubblici. Grazie, buonasera a tutti. Stefano appunto ha fatto un po' un excursus su quello che è il tema della ciclabilità e come questo si inserisce all'interno del master plan trattato appunto in sede dell'IPA. Il progetto che si vuole affrontare oggi appunto è questo progetto che prende diciamo il via da uno studio di fattibilità del 2017 suddiviso in 3 stralci per ovvi motivi legati esatto all'impegno economico di questa infrastruttura. Il progetto prevedeva appunto un primo stralcio a nord che è stato realizzato e terminato nel 2021 tramite tutta una serie di definizioni del progetto, partendo appunto dallo studio di fattibilità del 2017 fino ad arrivare al progetto definitivo esecutivo che poi è andato in gara. Il progetto per il primo stralcio ha previsto un investimento complessivo di 320.000 euro con un importo sostanzioso per quanto attiene agli espropri, che è costato circa 124.000 euro. Considerate che l'intervento che invece magari alcune o altre amministrazioni stanno facendo lungo la strada del Terraglio, sfruttando appunto la viabilità, quella delle macchine, è un intervento che chiaramente non impatta sull'investimento legato all'acquisizione delle aree. Noi sapevamo che facendo questa scelta di utilizzare queste vecchie cararecce invece chiaramente dovevamo fare i conti anche con questo investimento. L'investimento appunto che per quanto attiene al primo stralcio è terminato nel 2021, ha visto appunto il collegamento della frazione di San Trovaso con la frazione di Le Grazie. Per poi arrivare fino con il secondo e terzo stralcio al capoluogo di Preganziol. La scelta insomma di utilizzare questa carareccia esistente muove anche dal fatto che, come si diceva prima, che non bisogna soltanto legare il punto più veloce da A a B, è anche quella che è la funzionalità per chi utilizza questa infrastruttura. Pensando anche che non siano solo i turisti che utilizzano questa pista, ma che siano anche i residenti, i cittadini di Preganziol. Tant'è che questa pista collega con una piccola frazione di Preganziol, che è Le Grazie, che altrimenti sarebbe stata in qualche modo chiusa all'interno della cesura che il Terraglio insomma, ha nei confronti di questo piccolo centro abitato. L'investimento poi è continuato con il secondo stralcio. Il secondo stralcio, se ricordate, è il terzo praticamente nella cartografia, nell'ortofoto che abbiamo visto prima. Esatto, è quello più in basso a sud, che abbiamo perso.
Perché? Perché lo stralcio terzo in realtà corrisponde a una strada esistente, una strada bianca, e quindi abbiamo pensato che per dare subito la funzionalità e la fruibilità dell'intero percorso siamo intervenuti prima sullo stralcio 1 e poi sullo stralcio 2, che di fatto è il terzo stralcio. Il secondo stralcio appunto è terminato nel 2024, qui l'investimento è stato maggiore per quanto attiene ai lavori. Infatti i lavori qui corrispondono a 283.000 euro, mentre sono stati più limitati l'investimento legati agli espropri, grazie anche all'intervento di Stefano e di Paolo che in qualche modo in accordo con le proprietà del fondo siamo riusciti. Esatto, una vecchia famiglia di conti veneziani, siamo riusciti a portare a casa l'intervento perché evidentemente valutavano anche la bontà dell'intervento stesso. E poi chiaramente il PNRR ci ha dato una mano, nel senso che siamo riusciti ad ottenere un finanziamento per 270.000 euro. Di conseguenza questo stralcio qua si è quasi completamente ripagato. La ciclabile appunto è stata realizzata con pietrischetto, quindi una finitura a pietrischetto. Questo è un elemento che spesso torna nei nostri consigli comunali perché l'opposizione valuta l'utilizzo di questa finitura come forse un elemento di detrimento, valutando la pericolosità di questo percorso. Vediamo che in realtà ci sono molti turisti o cittadini che la frequentano. È chiaro che nel primo periodo, quando c'è magari uno strato maggiore di pietrisco, diventa un po' più difficile percorrerla, ma poi chiaramente quando si consuma man mano diventa insomma di fatto una ciclabile che non ha alcuna difficoltà ad essere percorsa. Appunto il collegamento che abbiamo valutato di realizzare ad ovest del Terraglio l'abbiamo valutato anche per valorizzare quelle che sono le caratteristiche del paesaggio rurale, tant'è che passando all'interno della campagna di Preganziol si riesce in qualche modo a beneficiare dei corsi d'acqua, delle siepi campestre esistenti. Un aspetto importante è quello legato appunto alla valorizzazione sì, del paesaggio rurale. Comunque è un percorso che è molto frequentato, tant'è che e mi riallaccio un attimo anche a quello che diceva prima l'architetto Marcon rispetto ai bordi e ai margini, nel senso che quando abbiamo una pista ciclabile all'interno di un'area antropizzata è chiaro che dobbiamo lavorare all'interno di paletti molto stretti, molto stringenti. Nel nostro caso siamo riusciti, creando delle anse, creando appunto degli spazi aperti che possono diventare anche elementi di socialità. E quindi in un'area abbiamo pensato delle panchine, una fontanella, che spesso non funziona però sì, esatto. E poi altre zone sempre a margine di queste piste ciclabili possono diventare qualcosa d'altro. E quindi nell'arco del tempo abbiamo diciamo, sperimentato alcune possibilità, quello di fare un prato polifita, quello di anche aumentare il patrimonio arboreo con la messa a dimora di tutta una serie di piante autoctone. E questo è appunto un elemento che è caratterizzante delle ciclabili che attraversano il territorio. Sempre cogliendo una provocazione e sollecitazione di Susanna prima, anche nel caso del prato polifito, così come nel caso della scelta del fondo, di mantenere sostanzialmente un fondo analogo a quello che era il fondo storicamente che avevano le carrarecce nei nostri paesaggi, nelle nostre zone agricole, si sentono sempre molto di più le minoranze rumorose, perché un prato polifito qui, fatalità, la foto l'abbiamo realizzata
a seguito del primo sfalcio, ma un prato che viene lasciato crescere perché fiorisca e perché possa essere meta di insetti impollinatori, che sappiamo quanto sono fondamentali e quanto siano a rischio, da una minoranza silenziosa di popolazione con la quale noi amministratori necessariamente dobbiamo interfacciarci, alla quale dobbiamo risposte, che in questi casi sono risposte articolate e quindi più difficili da veicolare e da far accettare, viene visto come un angolo, un bordo di ciclabile abbandonato a se stesso, cosa che non è. È un prato lasciato crescere con una finalità, con del metodo e con sotto un ragionamento. Stessa cosa relativamente appunto alla scelta sul fondo di determinate tipologie di ciclabili, che è vero, più duro da percorrere in una prima fase di vita della ciclabile, sicuramente molto più compatibile prima di tutto dal punto di vista della permeabilità del suolo. Siamo tra l'altro nei nostri territori in zone dove quando ci sono fenomeni particolarmente intensi, che sono sempre più frequenti, andiamo in sofferenza, quindi anche ridurre il più possibile l'impermeabilizzazione del suolo quando andiamo a realizzare infrastrutture è un tema che si pone, che alle volte appunto viene visto come semplicemente la volontà o la necessità di risparmiare sui materiali o la volontà di fare scelte che qualcuno definisce estreme dal punto di vista ecologico ed ambientale, ma non è così. In questi contesti riusciamo a spiegarlo e sicuramente viene colto, in altri contesti, credeteci, è difficile, ci vuole un impegno significativo anche per spiegare questo tipo di scelte. Scusa Rick, ti lascio. Bisogna giustificare quel cartello. Infatti la cartellonistica che assieme a Contarina, che è il gestore del nostro Verde Pubblico, che abbiamo deciso con gli altri comuni soci del nostro Consiglio di Bacino di mettere nei prati e nelle aree che abbiamo deciso di mantenere fiorite o comunque a crescita maggiore con minor frequenza di sfalcia, proprio questa opportunità da un lato, necessità dall'altro, perché ripeto a volte va assolutamente spiegata. E poi chiaramente nella progettazione si è stati molto attenti, la norma lo richiede, a quelli che sono gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, e quindi nella slide successiva vediamo una sezione della pista, una sezione tipo, dove è stato appunto raddoppiato il sistema di captazione dell'acqua, nel senso che c'era già un soffosso esistente, che è quello che vedete alla vostra sinistra, e in realtà abbiamo realizzato quest'altra scossalina verso la proprietà, verso il limite di esproprio, considerando che l'impegno dell'amministrazione è stato quello fin dall'inizio di dire il limite di esproprio lo portiamo oltre alla scalina in modo che la manutenzione la possiamo garantire con soldi nostri. La cappezzagna è in carico a voi. Esatto. Abbiamo acquisito una fascia molto maggiore rispetto a quella ai 3 metri legati appunto alla pista ciclabile. E questo appunto per un senso di responsabilità, nel senso che andiamo a fare un intervento infrastrutturale su un ambiente rurale, è chiaro che la manutenzione, anche rispetto a quello che diceva prima Stefano, è necessaria e quindi l'amministrazione non si può sottrarre su questo. Poi è chiaro che l'utilizzo di questo tipo di materiali prevede anche la possibilità in futuro della riciclabilità degli stessi, e anche questo è un elemento che abbiamo portato sul tavolo al momento dell'approvazione del progetto. La terra rocce da scavo è stata reimpiegata all'interno del cantiere. E alla slide successiva che stava facendo Stefano prima, dove si vede il dettaglio sul ponte, è chiaro che in alcuni punti è stata scelta la pavimentazione drenante, come quella che ci ha fatto vedere prima l'architetto. Non abbiamo, anche per scelte legate appunto all'economicità dell'intervento, potuto estendere questa porzione di pavimentazione, però laddove magari ci sono, che so, il passaggio anche di mezzi agricoli o altro, abbiamo scelto questo tipo di materiale.
Andiamo in chiusura. Questo non era per piaggeria nei confronti di FIAB, nel senso che era un ragionamento che avevamo già inserito, però parlando proprio del fatto che questi percorsi, queste scelte, queste progettualità è necessario secondo noi che si inseriscano in una programmazione di scala più vasta. Vi parlavo prima del master plan della ciclabilità dell'IPA Marca Trevigiana. La FIAB, intervenendo come portatore di interesse nel percorso che ha portato all'approvazione di quel master plan, ha individuato un percorso che è stato chiamato Ovest Terraglio, che si sviluppa intercettando la Treviso Stiglia in periferia di Treviso Ovest e scendendo verso sud, si sviluppa su piste ciclabili o ciclopedonali, in parte su strade a bassa percorrenza secondarie. Questa ciclabile di cui abbiamo parlato si inserisce proprio nel percorso Ovest Terraglio, quindi tra Treviso e Venezia, evitando la statale e evitando anche quei tratti ciclabili che comunque ci sono sulla statale. Li vediamo andando verso nord partendo da Mestre, attraversando Mestre e Mogliano. Queste due immagini di momenti in cui abbiamo portato anche i nostri ragazzi a conoscere le nuove infrastrutture ciclabili. Ci sono altri interventi nel nostro territorio in cui abbiamo cercato di riutilizzare e valorizzare carrerecce esistenti. Questo collegamento di cui vi abbiamo parlato parte dal confine sostanzialmente di Treviso, poco a sud del confine di Treviso, arriva fino a Preganziol. Interventi analoghi li abbiamo fatti tra Preganziol e la frazione di San Bugè, che quindi verso ovest, e verso un'area rurale bellissima e ancora molto poco compromessa dal punto di vista dell'antropizzazione, che è quella ad ovest proprio del nostro territorio, tra territorio di San Bugè, Zero Branco, Quinto di Treviso, per chi li conosce. E queste sono delle immagini di quella pista. Stiamo continuando gli investimenti sempre in direttrice ovest, che attraverseranno San Bugè e arriveranno al confine quasi con il comune di Zero Branco, qui a margine della viabilità esistente, per ragioni anche di esproprio, di necessità di far coincidere le esigenze dell'investimento e dell'amministrazione con quelle dei residenti, che hanno dovuto cedere parti di aree di loro proprietà. Adesso lascio stare gli investimenti di questo tipo. Era interessante solo perché il PNRR da un lato e il fatto che abbiamo inserito questi percorsi nel master plan e quindi attraverso l'area urbana intercettare finanziamenti anche europei, ci hanno consentito in questi anni di sviluppare una rete di chilometri di ciclabili che il nostro territorio altrimenti difficilmente avrebbe visto realizzarsi in così poco tempo. Quel percorso verso-ovest andrà a connettersi con un bellissimo percorso ciclonaturalistico, dico bellissimo perché sono ovviamente campanilista, che si sviluppa proprio in quella campagna ad ovest del nostro territorio, denominato il Sambuco perché è una delle essenze arboree maggiormente presenti e tipiche di quell'area. E questo è il percorso del Sambuco, e tutto questo si inserisce appunto in un ragionamento di direttrici extracomunali che vanno da nord a sud, ad ovest partendo dal capoluogo di Preganziole e poi sviluppandosi verso est connettono con la Greenway del Sile e poi con tutto quello che abbiamo visto anche in precedenza. Grazie, e grazie al professor Munarin per l'invito. Allora, grazie Stefano. Riccardo, sarete d'accordo con me che non sembrava nemmeno di essere a Preganziol? Chi di noi va da Mestre a Treviso e passa per Preganziol vede una cosa. Oggi siamo stati in un altro mondo, possiamo dirlo. E altra cosa che vi dico, andate, pedalate, partite da Mestre, andate a Preganziol, troverete una delle più buone pasticcerie che si possa immaginare, perché chi pedala... E poi magari potete proseguire, oltre superato Treviso, arrivate fino a Montebelluna, dove trovate un'altra super pasticceria, quindi vi fate un bellissimo giro in questi bellissimi paesaggi, anche grazie a amministratori che hanno questo coraggio, perché anche questo progetto potrà sembrarci una piccola cosa,
Però se 8.000 piccoli comuni italiani, perché questo è il numero dei comuni in Italia, 8.000 piccoli comuni italiani facessero questa cosa qui, espropriassero anche il pezzo di Capezzagna, vuol dire che avremo chilometri, migliaia e migliaia di chilometri, non solo di ciclabili, ma anche di paesaggio e di biodiversità molto meglio. E vivremo forse in un paese un po' migliore. Quindi grazie a voi e grazie per il lavoro che fate. Grazie a voi e buon veramente. lavoro.